la presenza di truffaldini che in maniera consapevole vanno e privilegiano un target di popolazione che, ripeto, è altamente fragile, ma ci caschiamo pure noi. Io ho perso 2 mesi fa 250 euro, ma sapete perché? Perché mi piace andare su internet, magari uno così passa il tempo e si vaga, però ho visto che c'era un'attrice, dice puntate questi 250 euro perché i famosi bit cose. Signori, quando io mi sono iscritto non solo ho perso i 250 euro, no, ma lei i 250 per entrare, quindi metta ancora soldi che noi assolutamente, io ho preferito perdere 250 euro e non vi dico le telefonate di tutti i giorni fino a quando, guardi, se lei ancora mi costringe a stare al telefono, io chiamo le forze dell'ordine e poi magari è solo così ha smesso. Quindi se ci sono cascato io che ho la mia veneranda età, a maggior ragione mia madre che è da sola, 86enne e che non può camminare, quando c'è un particolare orario definito dove io o mia sorella andiamo, lei apre come se nulla fosse e dico a mia madre di non aprire perché noi abbiamo le chiavi per entrare e per accedere a casa. Chi ti vuole parlare, tu col citofono devi dire semplicemente rivolgetevi ai miei figli, dai magari il numero di cellulare, ma rivolgetevi ai miei figli, poi speriamo che non ci cascano anch'io in tutte queste tranelle. Questo per dirvi che sono sempre in agguato queste persone, chiaramente è il loro lavoro di truffa, ma è il loro lavoro e quindi lo sanno fare bene, allora noi dobbiamo stare attenti, occhi e orecchi per dire non ci sto, parlate con i nostri figli, se avete figli, oppure con una persona a voi di fiducia. Quindi io vi ringrazio, ripeto, di questa sinergia perché solo facendo squadra con le altre associazioni, con i comuni, con le forze dell'ordine, eccetera, noi riusciamo a tamponare, non a debellare, ma a tamponare questo male che è dietro l'angolo. Grazie a tutti, io devo scappare perché mi aspettano in ospedale, ci sono altre incombenze. Posso fare? Io sono un giornalista di TV che segue l'evento. Sì. Dico, con l'occasione di questa riunione qui, dico, l'ASP magari da domani attenzionerà maggiormente il problema? Certo, infatti noi non per niente siamo nella sede dell'ASP. Sì. La sede dell'ASP accoglie tutte queste istanze che, ripeto, non riguardano, come dicevo prima, soltanto la sanità, ma riguardano anche la truffa all'anziano, perché poi quando un anziano viene truffato, così come mi diceva la dottoressa stamattina, sta male, si ricovera, ha ipertesa, quindi anche in questo caso noi dobbiamo prevenire tutta questa azione per stare bene il cittadino. Grazie a tutti, grazie, non so se ho risposto, grazie. Se tu vuoi restare, io devo scappare. Buon lavoro a tutti. Grazie a voi. Direttore, grazie. Il suo contributo è stato assolutamente prezioso e la ringraziamo di questo perché è importante. Buongiorno a tutti, sono Marco Vullo, assessore alle politiche sociali. Oggi ho anche il compito un po' di presentare l'evento. Mi corre l'obbligo di ringraziare il direttore, l'ASP e soprattutto dottoressa Riggi, che ora adesso darò la parola per un saluto, e mi preme anche ringraziare la dottoressa Gucciardino che in un certo senso è sempre attenta rispetto a quelle che possono essere le dinamiche del territorio, e io, direttore, sono a casa mia. Perché le dico sono a casa mia? Perché con questa struttura, con questa organizzazione, con questa presenza di medici, operatori di questa struttura delle malattie degenerative, c'è un rapporto straordinario di collaborazione con il Comune, ma c'è un rapporto straordinario di sensibilità che si respira in questo ambiente. Io non finirò mai di dirlo. Quando le istituzioni, anche quelle diciamo che in un certo senso trattano di sanità, la trattano con una sensibilità particolare, e qui si respira quella voglia di aiutare, quella voglia di venire incontro alle persone che sono più bisognose. Io dico che è un qualcosa di straordinario. Adesso passo la parola a lei per un breve saluto. Il taglio e le truffe agli anziani.
però oggi c'è proprio la bellezza di condividere insieme un momento, e quindi do la parola a lei e grazie per esserci e per essere qua tutti insieme. Grazie. Grazie all'assessore, grazie a tutti quanti, alle istituzioni, ma soprattutto grazie a voi di essere qui, nonnini e nipotini, possiamo dirlo. Allora, io voglio dire una cosa, sicuramente questa è una grande sensibilità, la dottoressa Guicciardini è qui presente ed è lei che ovviamente ha dato impulso a tutto questo e ha fatto sì che si realizzasse. Noi ci siamo limitati semplicemente, noi direzione aziendale, semplicemente ad accogliere e a condividere, ma ha fatto tutto lei con i suoi, con gli operatori, con la sua equipe che le sta a fianco e la collabora tutti i giorni. E questo è importantissimo perché il lavoro assolutamente deve essere sempre un lavoro di squadra, ne parlavo poco fa con le dottoresse, il lavoro deve essere di squadra e la squadra è in tutti i sensi, la squadra è di tutti, la squadra comincia dagli operatori, comincia dai medici, ma è anche e soprattutto a livello aziendale, quindi di amministrazione. Se non c'è la squadra non si ottiene nulla, ognuno dà il proprio contributo e poi alla fine si raggiunge quello che è l'obiettivo comune, che è la tutela del paziente. I primi pazienti siamo noi, sono i nostri parenti, quindi questo lo dobbiamo avere sempre presente. Qualsiasi lavoro noi facciamo all'interno di un'azienda ospedaliera, di un'azienda sanitaria, quindi anche io che sono un'amministrativa, ma lo devo avere sempre presente perché lavoro e i miei lavorano, gli amministrativi, per supportare i sanitari. Dobbiamo fare un lavoro di squadra perché affinché il paziente, quello è l'obiettivo, il paziente venga tutelato, venga assistito nel migliore dei modi. Ora io dico una cosa, qua siamo l'ambito è un po' diverso, nel senso che in questo caso l'assistenza, come diceva il direttore sanitario poco fa, non è un'assistenza fisica, quindi in termini ovviamente di malattia, ma è un'assistenza più che altro psicologica, ma è anche perché però potrebbe diventare, ecco, nel momento in cui il nonnino purtroppo viene truffato, è oggetto di raggiro, di truffa da chi lavora per questo, come diceva il direttore sanitario, quindi lo sa fare bene, è un esperto in materia, il malfattore. Il nonnino viene truffato e ovviamente poi a livello psicologico ne risentiremmo tutti, cioè giovani, anziani, tutti quanti, quindi a maggior ragione il nonnino che si sente diciamo un po' più debole, e lo è rispetto a chi magari si sa destreggiare meglio. Al nonnino bisogna dare gli strumenti per poter, quindi la prevenzione. Ma io dico una cosa, sì, noi figli dobbiamo ricordare, stai attento, chiudi la porta, non rispondere non funziona, vero? Sì, si sente. Si sente, vabbè, la mia voce di più. Ecco, ora sì. Quindi dobbiamo noi dare gli strumenti, e gli strumenti li diamo anche con queste iniziative che sono assolutamente importantissime. Però i primi strumenti li danno i nostri nipoti, i vostri nipoti. Non a caso questi ragazzini sono qua, che hanno la loro, ne parlerà la dottoressa immagino, ma hanno veramente un'importanza. Intanto perché sono loro, a parte che sono loro che sono bravissimi a livello informatico, quindi ne sanno sicuramente 100.000 volte più di noi a livello informatico, quindi sanno dire nonna aspetta, devi fare questo, non fare quell'altro, perché i nonnini pure ora si cominciano a cimentare informaticamente, ma
fino a un certo punto, cioè io per esempio ho un limite, cioè arrivo a un certo punto non riesco, quindi è facile che se non sto attenta vengo truffata anch'io, per cui loro sicuramente, quindi appoggiamoci molto a loro, ma loro lo devono e lo sanno che devono stare accanto ai loro nonnini sotto tutti gli aspetti, anche su questo aspetto, cioè voi dovete contribuire a far sì che a dare gli strumenti, a ricordare ai vostri nonni che appunto certe cose bisogna stare attenti fino a un certo punto, non bisogna aprire la porta, non bisogna credere, non bisogna giusto per dirne una, per dare un esempio che mi viene in mente, mio suocero, poverino, che ora non c'è più, quando ancora insomma era in vita, ma soprattutto era morta la moglie, quindi già partiamo da lì, per cui si sentiva un po' solo, ecco, da questo punto di vista. Ancora lui usciva, si muoveva, meno male che aveva la signora a casa che gli faceva le pulizie, perché praticamente ha sventato, è stata questa signora molto, molto attenta, il nonnino si era portato a casa una signora con i bambini, perché lui ha visto i bambini, quindi sicuramente è una persona buona, no? Disponibile, che gli portava la spesa, ma questa, peccato che giù era già organizzata e giù aveva il compare, ecco, diciamo tra virgolette, che era pronto, questa era entrata insomma per svaligiare, in poche parole. Siccome c'era l'altra signora che ha capito tutto, immediatamente appena si è avvicinata alla porta ha detto: ma lei che cosa vuole? Ha visto che non era solo e questa è scappata con i bambini. Per dire, quindi è importante che ci sia sempre qualcuno accanto, perché non sempre cioè una persona come mio suocero, una persona in gamba, una persona molto, eppure si era fatto abbindolare, ecco, diciamo, perché aveva visto i bambini, aveva visto la disponibilità della signora che gli portava la spesa e l'ha vista come una persona buona, cosa che non è. Ora dico, è facile caderci, ecco. Per cui che ben vengano queste iniziative, soprattutto in sinergia con le altre istituzioni, che anzi ce ne dovremmo farne anche più spesso. Siamo pronti per farlo, anche di altro tipo, ma che offrano queste iniziative, che offrono assistenza di natura diversa, ma che è sempre assistenza. Grazie, buon lavoro. Grazie dottoressa. Lei ha centrato diciamo proprio il tema, nel senso che è andato a toccare quello che è il taglio che noi volevamo dare al progetto, cioè i nipoti, perché oggi parliamo sì di truffa agli anziani, ma anche di nipoti digitali, che sono loro i ragazzi che vediamo presenti, questi ragazzini che, attenzione, hanno una capacità di comprendere meglio il digitale, perché sono nativi digitali rispetto magari alle persone anziane. Quindi in un certo senso ringraziamo il direttore amministrativo per le belle parole che ha utilizzato per questa sinergia, per questa rete che stiamo cercando di mettere in campo. L'abbiamo citata più volte, l'abbiamo chiamata più volte, adesso credo che sia opportuno dare la parola alla dottoressa Gucciardino per un suo saluto. Noi siamo veramente onorati di ospitare questo progetto e ringrazio veramente di cuore l'assessore Bullo, perché c'è sempre per noi, è sempre presente nel venire incontro alle problematiche che possiamo avere. Lo ringrazio proprio nell'ottica di una fattiva integrazione sociosanitaria, ha voluto che questo incontro si svolgesse proprio in questo centro, noi diciamo gli spazi, però ha ritenuto proprio, e ho condiviso pienamente, proprio svolgerlo nell'ambiente in cui i nostri utenti vengono giornalmente, in cui si trovano a proprio agio. È importante questa iniziativa, penso che sia veramente di un'inestimabile valenza sociale, non solo perché tratta un argomento che purtroppo conosciamo tutti, purtroppo ne abbiamo avuto brutte esperienze anche all'interno delle famiglie, dei nostri utenti, ma anche proprio per la lungimiranza, come diceva l'assessore Bull, come diceva il nostro direttore amministrativo, di coinvolgere i giovani, i nipoti digitali, perché sono loro che devono favorire
la conoscenza di questi dispositivi digitali, delle app. Questo è fondamentale, perché proprio investire in questi momenti di informazione e soprattutto di incontri intergenerazionali porta a costruire sicuramente una società più attenta, più informata, più solidale e più coinvolta nei confronti delle fragilità. Quindi ringrazio veramente di cuore. Voglio ringraziare, oltre all'assessore Vullo, la dottoressa Urso che ha organizzato il progetto, tutte le autorità presenti, la Polizia di Stato, la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, la Finanza, non vorrei dimenticare nessuno, la Polizia Postale che è qui presente e tutti coloro che hanno collaborato a organizzare questi interventi veramente di grande rilevanza umana, di grande supporto sociale. Ringrazio la nostra direzione strategica, devo dire che si parlava di integrazione sociosanitaria, devo dire che la nostra direzione strategica, che qui è stata rappresentata dalla dottoressa Rigi, il nostro direttore amministrativo, e dal direttore sanitario, è molto attenta. Diciamo che noi portiamo avanti iniziative ma abbiamo sempre un pieno supporto. Quindi ringraziamo anche il nostro capo dipartimento, di cui porto i saluti perché è assente per un impegno fuori precedente. Ringrazio tutta la mia equip perché è proprio quel lavoro di cui parlavamo di squadra che consente di supportare pazienti non solo da un punto di vista medico, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano, per trattare il paziente proprio in maniera più completa, per poter venire incontro a tutte le esigenze che spesso i caregiver hanno. E questo argomento penso che tocca vicino e vi aiuterà tanto nella gestione e nella prevenzione delle truffe. Grazie a tutti e lascio la mia parola all'assessore. Al presentatore. Faccio l'assessore, il presentatore, un po' tutto. Lo faccio da seduto adesso, così andiamo un po' più spediti. Ha citato la dottoressa Gucciardino, ha fatto un richiamo, un ringraziamento particolare ai nostri angeli custodi, ai nostri ospiti speciali. Oggi abbiamo qui con noi il vicequestore aggiunto, la dottoressa Roberto Francesca, a cui va il mio ringraziamento, l'ispettore Condello e l'ispettore Capraro della Polizia Postale, che adesso poi ci racconteranno delle cose, entriamo nel vivo del progetto. Prima di dare la parola alla dottoressa Urso, che è il nostro coordinatore del progetto per quanto riguarda i servizi sociali comunali, vorrei chiamare qui accanto a me il dottore Campisi, che è il nostro, come dire, io lo chiamo il nostro asso nella manica, nel senso che lui adesso entrerà proprio dentro il progetto Io non ci casco nei nipoti digitali, raccontandoci alcune cose. Prego Giancarlo. Avete capito quanto è grande la manica dell'assessore perché ci entri io, come asso? Effettivamente. Il tema di oggi ha un titolo: la mamma dei truffatori è sempre incinta. Ti puoi mettere là che è meglio? Certo. Va bene così? Sì, Perché cominciamo così? Perché sapete, è partita questa iniziativa per proteggere gli anziani più deboli. Adesso spiegheremo anche perché quando parliamo di questi aggeggi gli anziani sono più deboli, no? Ma adesso è diventata così bella questa avventura qui ad Agrigento con questo gruppo, perché dietro c'è un grande lavoro. Non stiamo facendo semplicemente delle visite alle scuole, delle visite ai sindacati, oggi questa visita particolare in questo posto importantissimo. Noi stiamo costruendo una struttura che accende una telecamera su Agrigento. Sapete, quando ci sono le telecamere, i truffatori, quelli che entrano nelle case, no? Magari saltano, perché se non sono bravissimi passano ad una casa dove la telecamera non c'è, ed è per questo che si devono mettere le telecamere a volte, no? Invece la telecamera la stiamo accendendo per cercare di non farci fregare con questi strumenti e di non farci fregare in generale, no? E allora il tema è diventato quello delle truffe per tutti. È stato bellissimo iniziare stamattina col direttore sanitario che ci ha raccontato la sua esperienza, no? E chi non è stato fregato una volta scagli la prima pietra, tanto per continuare con le citazioni. Chiunque, anche quando voi pensate che è la più bella offerta del mondo, quella che vedete presentata qui,
e anzi dite ma non vogliono i soldi con la carta di credito perché si può pagare in contrassegno, doppia fregatura, perché quando arriva il pacco in contrassegno, che sapete voi cosa c'è là dentro? Ve lo danno dopo che lo aprite per controllare? La mia povera mamma, che ha quasi 90 anni, è stata fregata perché aveva comprato una cosa e gliene è arrivata un'altra. Quelle sono le semitruffe, ma sono truffe. Allora, accendiamo il buonsenso, accendiamo questi controlli, accendiamo queste telecamere e facciamoci aiutare dai più piccoli. Perché? Perché una volta si diventava anziani e si era più immuni dalle truffe. C'era il famoso detto che diceva la vecchia si frega una volta sola, no? Invece adesso è diventato al contrario. Mentre prima dovevamo dare le raccomandazioni ai più giovani, i più giovani sono più bravi di noi con questi strumenti qui. Quando un genitore dice mio figlio è più veloce di me a scrivere i messaggi e si meraviglia, uno deve dire ti devi meravigliare del contrario, sei più lento di te a scrivere il messaggio, allora lì ti devi fare qualche domanda, no? E allora i nostri ragazzi adesso sono diventati più prudenti, più protetti. Io ne vedo qualcuno che è stato anche al nostro primo incontro e adesso devi venire qui, quindi preparati perché già abbiamo fatto la prima esperienza, adesso farai la seconda. Vedete che occhietti furbi e non sapete il resto, non solo gli occhi furbi. Allora, noi siamo passati dall'essere più bravi a non farci fregare nella vita reale a diventare più fragili man mano che passano gli anni nella vita virtuale. D'accordo? E allora dobbiamo imparare ad utilizzare bene queste cose. Sappiate che questa squadra che è nata crescerà ancora di più perché non è solo per le truffe agli anziani, adesso abbiamo scoperto che è per le truffe per tutti e quindi le persone come Teresa, capitanate da Marco che ci scrive a tutte le ore del giorno e della notte, a Peppe, a Federica che non è qui con noi e me che in questo gruppo prepariamo questi incontri, stiamo lavorando con grandissimo amore. Poi siamo stati affiancati da persone come i signori della polizia ma anche le altre forze dell'ordine che ci hanno aiutati in questi giorni e questa cosa ci ha dato benzina per continuare, non è una questione di soldi, ok? Allora io chiamerei qui uno a caso che viene spontaneamente dai, vieni, lo chiamiamo insieme con un applauso perché lui adesso ecco, visto che è stato spontaneo. Allora, io ti do adesso il mio telefonino, tieni, questo è un iPhone 17 Pro Max, quanto costa? Poi dovresti fare una cosa, dovresti dire a quel signore lì, noi non ci siamo preparati perché lui non lo sapeva che avremmo dovuto fare questo test adesso e quindi lo mettiamo in difficoltà da subito, ma loro non si preoccupano. Abbiamo un problema, non ci sta comparendo lo schermo che dobbiamo condividere, vero? Confermalo tu per favore. Vero. Vero, cosa sta succedendo? Non si duplica lo schermo e quindi dovete avere un attimo di pazienza che tra un po' spunterà probabilmente il duplica schermo qui, forse. Ma che hai fatto? Tu hai fatto qualcosa per boicottarci? No. Lui è bravo. Allora facciamo una domanda e anzitutto la prima domanda sono sicuro che risponderai bene. Come ti chiami? Ah? Michele, me lo dovevo ricordare perché me l'avevi detto l'altra volta. Michele, se tu volessi dare un consiglio ai nonni per esempio, ma un po' a tutti, su come stare attenti con questo aggeggio qua intanto che si collega, che tipo di consiglio daresti? Adesso noi faremo una prova, sai? Bloccheremo un numero telefonico che pensiamo sia sospetto. Lo facciamo insieme quando riusciamo a collegarci, lo farai tu così insegnerai a loro come si fa. Ci stai? Quindi ci proviamo. Ma tu che consiglio daresti? Fatti venire un'idea. Dai. No, ma dici qualcosa più di... Tieni il microfono. Fai un discorso compiuto. Avvicinalo. Sveglia, cosa, parla, dai, sveglia, di qualcosa. Abbiamo detto che sei bravo, che siete bravi. Non
Non fidarsi dei messaggi estranei che mandano. Ah, bravo, non fidarsi dei messaggi. Siete d'accordo? Non ce la facciamo purtroppo a collegarci. Andiamo. E quindi no, ma non credo. Ah, ormai spento il. Forse adesso ce la facciamo. Era spento il Mac. Cosa vuole dire, signora? Ho chiesto a Michele cosa fare quando sul telefonino spunta telefonata sospetto spam. Ah, perché lei avrà. Stacchi e segnali. Stacchi e segnali. Interessante. Addirittura e segnali. A chi deve segnalare, chiede la signora? A chi ti ha fatto la telefonata. Come funziona così? Non funziona. Guarda quei signori lì, guarda quei signori. A chi deve segnalare? Allora, non è allora ce l'abbiamo fatta, Ecco. Allora, noi non ci siamo messi d'accordo, lui non sa, che telefono hai? L'iPhone 14, quindi lui fa un salto di 3 generazioni più avanti, prende l'iPhone 17 in mano, non lo buttare a terra, anzi lo puoi pure buttare a terra, vediamo? Posso? No. Allora, apri guardate lì, guardate quello che fa Michele, c'è un numero di telefono qui che io ho ricevuto che secondo me è un numero pericoloso. Come faccio a bloccarlo? Ok, quella è la sezione telefono, lì c'è mia mamma, mia moglie, mio fratello, persone che lavorano con me. Ok, scendi giù, c'è pure l'assessore Cullo che non risponde mai al telefono, però poi scrive nel gruppo. Mi preoccupo delle truffe, non rispondo per questo. No, non è che non risponde, sei preoccupato. Allora, qui c'è un numero di telefono che è pericoloso. Che facciamo? Michele ci ha tenuto il dito di sopra, non è successo niente. Andiamo avanti, proviamo ancora. Configura. Come faresti a bloccarlo? Così lo cancelli. Io direi di aprirlo e basta. Poi lo chiamo. Ok, apriamolo, no? Quello con l'iPhone 14. Allora, l'abbiamo aperto, ha detto aspetta un attimo. L'ha bloccato. Sbloccalo per favore. Ok, l'ha sbloccato. Quindi è entrato nel numero, ha messo blocca contatto. Significa che da quel numero non arriveranno più telefonate. Ok? Facciamo un'altra prova importante invece. Vai su App Store. Come vai su App Store? Oppure se abbassi qui e scrivi app. Ecco, bravo. Allora andiamo su App Store. Chi ha il telefonino Android deve andare su Google Play e scrivi nella ricerca Agrigento, perché dobbiamo scaricare l'app Agrigento. Tu l'hai scaricata? Imbroglione. Tu l'hai scaricata perché non l'hanno fatta scaricare. Allora, c'è l'app Città di Agrigento, io l'ho già scaricata, figuriamoci, qualche anno fa, e lui l'ha aperta adesso. Allora, in questa applicazione che si chiama Agrigento, perché vedete non tutto è male quello che voi avete sul telefono, ci sono delle cose utili, come ad esempio l'app Agrigento. Se non ce l'avete, sappiate che qui potete avere il promemoria per la raccolta differenziata, potete avere il promemoria per gli eventi, potete trovare gli uffici, fare delle segnalazioni, è un'app importante, quindi se non l'avete, l'allerta meteo, se non l'avete scaricata, scaricatela, ok? C'è una sezione in alto che si chiama Io non ci casco, ed è proprio quello che noi vogliamo gridare qui da Agrigento, perché noi non ci caschiamo, teniamo il cervello acceso, il buon senso sempre, e non ci facciamo prendere in giro. Michele entra nella sezione Io non ci casco, oggi è la giornata mondiale dell'infanzia, clicca là, ok, e qui c'è la sezione che abbiamo preparato per questa campagna, dove troverete anche i coetanei di Michele che stanno cominciando a mandarci gli audio di raccomandazioni che vi aiuteranno con dei consigli pratici piccoli, brevi, tipo il consiglio che dava Michele prima. Li troverete registrati, tutti i nostri ragazzi, solamente la voce, non vedrete le facce, troverete registrati i nostri ragazzi che già hanno mandato diversi messaggi, è vero Teresa, ne abbiamo già un bel po', e saranno qui in questa applicazione, d'accordo? Ok, allora adesso tu devi farti promettere da quelli più grandi, per concludere, qualcosa. Cosa vorresti farti promettere? Che non questo punto. Ecco.
Allora, dato che io lo sapevo che Michele poi a un certo punto, nonostante il ciuffo, si sarebbe bloccato, allora io ho scritto qui quello che deve dire. Leggi? Da oggi prometto. Due parole alla volta. Da oggi, e ti fermi. Da oggi. Da oggi. Prometto di chiedere aiuto. Ma questo lo devono dire loro. Prometto di chiedere aiuto. Prima di rispondere a un messaggio sospetto. Prima di rispondere a un messaggio sospetto. Tra un po' li vedrete quali sono i messaggi sospetti, quindi il discorso sarà completo, tutto si tiene. Quindi ripetiamo, perché loro lo devono dire a voce alta e poi alla fine... No, aspetta, il microfono. Da oggi. Riproviamo insieme, per favore. Pronti? Siete pronti? Lui dice due parole, poi ripetete due parole. Vai! Da oggi. Prometto di chiedere aiuto. Prima di rispondere a un messaggio sospetto. Quasi bravo Michele, quasi bravo. Aspetta, non devi andare! Ma dove vai? Guardate, qui c'è scritto, adesso lo ripetiamo tutti insieme e vale per tutti, non vale solo per voi, vale pure per Michele, vale per tutti noi. Da oggi prometto di chiedere aiuto prima di rispondere ad un messaggio sospetto. Grazie, applauso a Michele. Avete capito perché dicevo che poco fa il dottore Gambisi è la nostra marcia in più negli incontri, soprattutto quando andiamo nelle scuole. Poi è appassionato di Michele, quando lo vede lui subito lo tedia. E allora continuiamo con il nostro incontro. Adesso passiamo la parola alla dottoressa Urso per un breve intervento, perché andiamo spediti, che ci racconterà un po' il profilo sociale del progetto. E quindi Teresa, avvicinati. Ti siedi al posto mio. Grazie a tutti per essere presenti oggi, grazie soprattutto alla dottoressa Guicciardino che ha permesso questo incontro oggi. Sono emozionata perché oggi è il primo passo del raggiungimento del nostro obiettivo. L'obiettivo è proprio quello di ritrovare i nipoti insieme ai nonni, e in qualche modo qui ci siamo tutti, i nipoti e i nonni. I nipoti perché devono aiutare i nonnini a prevenire le truffe e i raggiri telefoniche, le truffe telefoniche, le persone strane che bussano alla porta, tutto quello che abbiamo detto. La cosa più importante è pure perché avete fatto una promessa proprio poco fa. Avete promesso davanti ai nipoti, quindi davanti ai vostri nipoti, che non farete truffare da nessuno. Quindi d'ora in avanti dovremmo impegnarci un po' tutti ad evitare questi raggiri. Sappiamo che se bussano alla porta non sappiamo chi è, quindi non conosciamo la persona che magari sta dietro la porta, non aspettiamo nessuno e quindi non dobbiamo aprire. E sappiamo pure che se arriva un messaggio da un numero sconosciuto non dobbiamo rispondere. La prima cosa che facciamo è quella di chiedere ai nostri familiari, quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti principalmente, se effettivamente c'è qualcuno dietro la porta, che sia qualcuno di loro, oppure che il telefono, che il messaggio sia rappresentato da qualcuno di loro. Perché abbiamo voluto questo incontro oggi qui insieme ai nonni e ai propri nipoti? Proprio perché i nonni oggi possono prendere consapevolezza che ci sono i nipoti. Non è vero che i nipoti e i ragazzi non ci sono, perché loro partecipano, sono vicini alle proprie famiglie e sono vicini ai propri nonni. Quindi da oggi io sarò brevissima, proprio come dice l'assessore, anche perché sono particolarmente emozionata per questo incontro così pieno di emotività, di familiarità, di disponibilità. Siamo in uno spazio
ricco di emozioni, devo dire, ricco di forte di emozioni. Voi siete attenti, curiosi, i bambini sono presenti e sono preparati perché comunque stanno lavorando insieme a noi per aiutare i soggetti più fragili a prevenire determinate situazioni incresciose. Ringrazio tutti e vi auguro un buon lavoro con i nostri angeli custodi. Così vi Grazie Teresa. Adesso prima di dare la parola alla dottoressa Roberto Francesca, vicequestore aggiunto, volevo che ci facciamo tutto un applauso per l'Istituto Montalcini che oggi ci onora della presenza, e poi ci sarà anche uno spettacolo fuori molto vistico. Dottoressa, prego. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Porto i saluti del questore che è sempre molto attento a queste tematiche. Allora, è bellissimo vedere giovani, anziani, tutti insieme, anche perché le truffe non guardano all'età, perché verranno truffati, cioè quando vengono da noi vengono sia gli anziani, vengono quelli della mia età, vengono i ragazzi più giovani, perché e non hanno neanche, trasversalmente prende anche tutti i tipi di classi sociali, cioè non è che se uno è ha studiato di più, ecco, diciamo così, è meno soggetto ad essere truffato, perché come ha detto prima il direttore sanitario, i truffatori lo fanno per mestiere, sono bravissimi, e poi purtroppo devo dire la verità, molti sono della mia, io non sono di qua, no? Avete sentito che dal mio accento io non sono di qua. Di dove sono? Di Roma. No, vabbè, io non ho proprio l'accento tipico mio, no, io sono irpina, della provincia di Avellino, e molti dei truffatori purtroppo sono napoletani, ma sono bravi, sono geniali, in maniera negativa, però lo sono. Quindi quando io stavo a Napoli all'università, perché ho studiato là, conoscevo diversi soggetti particolari, perché all'epoca c'erano le sigarette, si vendevano in un certo modo, c'era quello che in mezzo alla strada ti faceva scegliere le carte, cioè poi mano a mano si sono evoluti anche loro, quindi sono passati anche al digitale. Allora, la mia esperienza, allora, dopo i miei colleghi della Polizia Postale vi parleranno nello specifico di quello che avviene su internet o comunque in rete. Quello che invece vi dico è quello che succede purtroppo ad Agrigento. Allora, dottoressa, lei ha ragione quando dice che i truffati poi stanno male. Perché? Perché quando vengono da me degli anziani e mi raccontano che sono andati a fare la spesa e mentre stavano salendo si sono avvicinate, di solito vanno in giro due persone, due donne vestite per bene, e hanno detto: possiamo aiutarla? Giustamente che cosa fa l'anziano? Lo sa che non deve farlo perché sa che potrebbe essere una truffa, però la maggior parte delle persone sono buone, no? Quindi dice: ma che c'è di male se mi accompagna per portarmi sulla spesa? A volte ci sentiamo anche in difetto a dire di no, giusto? Perché sembra brutto, sembra male, è stata così gentile. Ecco, i truffatori capiscono se possono andare avanti o meno, perché che fanno? Capiscono che siamo brave persone, perché tutti siamo delle brave persone, grazie a Dio, e quindi entrano in casa. Noi siamo attenti perché diciamo vabbè, non la lasciamo mai sola, è stata sempre con me, in realtà però dietro di lei c'è sempre qualcun altro che entra. Noi quando guardiamo le telecamere, perché poi quando vengono a denunciare questa cosa vediamo i filmati, cerchiamo di capire che cosa è successo, ed è successo proprio qualche tempo fa che una signora ha accettato appunto che un'altra signora vestita per bene, più o meno della mia età, l'aiutasse a portare sulla spesa. È entrata la complice. Lei non l'ha persa di vista perché diceva: io potevo immaginare che poteva essere, no? C'era la possibilità che potesse essere una truffa, io sono stata attenta, quindi ero vigile, in realtà c'era un'altra persona che ha portato via tutti i gioielli. E quello che poi veniva a denunciare non è tanto la perdita dei gioielli, perché sì, economicamente uno dice sono ricordi, no? Più che altro, ma dice: io
volevo dire di no, però non ci sono riuscita, però poi mi sembrava una brava persona e ci si sente male, si inizia a stare male e noi dobbiamo avere vergogna. Perché? Chi deve avere vergogna non siamo noi, giusto? Sono queste persone. La cosa più brutta è che quando vengono in casa, vengono e dicono, per esempio, sempre ad Agrigento succede, bussano alla porta e dicono che gli sono caduti gli auricolari sul balcone, ma ce ne sono tantissimi di questi. Una persona che è stata truffata ha detto no, io ho chiuso la porta, ho verificato, ho visto che non c'era nulla sul balcone e io gliel'ho detto vattene. Poi iniziano ad essere gentili, iniziano ad essere, no, fanno le varie domande, come sta, conosco suo figlio, suo nipote, perché ci guardano prima, ci studiano, cercano di capire chi siamo, di acquisire più informazioni per avere la nostra fiducia. E poi ci dicono, vabbè ma quelli sono piccoli, forse lei non li ha visti. E quindi uno si sente in difetto e dice, vabbè forse hanno ragione, sono piccoli, non li ho visti io e li facciamo entrare. E in questo caso hanno anche valigiato altre case. Cioè, quindi il consiglio che vi do è, non vi fidate mai, perché il finto carabiniere ormai ne abbiamo sentite talmente tante in televisione, quando poi vi chiamano e vi dicono suo figlio ha fatto un incidente, noi lo sappiamo che è il tipico modo per fare la truffa, giusto? Però quando ci chiamano e riescono anche a riprodurre, poi vedrete con loro, la voce dei nostri cari, cioè non è che in quel momento siamo lucidi e riusciamo a dire, cioè subentra l'emotività. Se a me la maestra ieri mi ha chiamato, vi dico solo questo, la maestra di mia figlia, ha 2 anni, mi ha telefonato e di solito non mi chiama mai, io sono andata in panico, e ho detto che cosa è successo? Cioè subito, dice no, ti chiamo perché mi serve come poliziotta. Ah, ok, va bene, perché la prima cosa che uno pensa quando ti chiamano e ti parlano dei figli è così, è normale, chi è genitore lo può capire, quindi è inutile che poi a freddo dice sì ma voi sapete, me l'hanno detto 10.000 volte in televisione. Sì, ma in quel momento tutti quanti noi abbassiamo le difese perché si tratta dei figli. Ora, adesso con la nostra campagna di sensibilizzazione, casomai ci mettiamo questi bei adesivi che loro hanno fornito, ce li mettiamo in casa, quindi casomai mentre ci arriva questa telefonata guardiamo questo adesivo, non ci casco e quindi cerchiamo di capire che in realtà potrebbe essere una truffa. Però, vi ripeto, purtroppo queste persone colpiscono tutti, ma in realtà colpiscono gli anziani, perché sanno che noi abbiamo fiducia, perché non facciamo del male agli altri e quindi pensiamo che gli altri siano buoni con noi, quindi questo è il nostro problema. Però non è un problema, questa è una qualità, è una virtù e purtroppo le persone cattive sfruttano diversamente, quindi state attenti e per qualsiasi cosa, se vi chiama qualcuno e vi dice mio figlio sta male, voi dite va benissimo, con un altro telefonino o in un altro modo ci chiamate, veniamo noi e poi li accogliamo quando vi vengono a chiedere dei soldi, va bene? Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Roberto Francesco, viceprofessore aggiunto, i nostri angeli custodi. Ora, prima di passare la parola agli altri angeli custodi nostri che ci accompagnano in questo percorso, che sono gli amici della Polizia Postale, volevo dire a Giuseppe se mette in preparazione il video dei nipoti digitali. E volevo dire ai ragazzi che sono qui presenti oggi dell'Istituto Montalcini, che ci accompagnano, ma avete voi ragazzi preparato qualche video, qualche vocale? Vi siete già... non avete fatto nulla ancora? Niente, sicuro? Sicuro? Nessuno alza la mano che... Ah, quindi la classe è già iniziata, perché dobbiamo preparare questi lavoretti, perché poi che cosa succederà a Natale? A Natale faremo Io non ci casco a Natale, perché a Natale c'è una presenza di truffe attivissima, perché si fanno i regali online, si fanno tutta una serie di situazioni, quindi noi dobbiamo essere pronti. Vedete come siamo pronti sempre con il telefonino? A scuola la scuola il telefonino è vietato, qui non è vietato, però dobbiamo stare attenti, quindi dobbiamo utilizzare questi strumenti per aiutare i nonnini a non cascare nelle truffe. Ora vi facciamo vedere
il video, che è il video del progetto. Voi lo guardate con attenzione, voi nonnini, i nipoti lo devono guardare con attenzione, ma devono iniziare a lavorare a questi progettini, perché poi a Natale ci sarà pure una premiazione che faremo ai ragazzi, quindi premieremo il disegno più bello, premieremo il vocale più bello, stiamo cercando di pensare ad una location in città per poter ospitare un po' tutti, quindi sarete invitati anche voi, dottoressa Gucciardino, a venire a partecipare con tutti i vostri ospiti, con tutti i caregiver, figura fondamentale, soprattutto in un momento di difficoltà generale, perché dietro al lavoro della dottoressa Gucciardino c'è anche la presenza dei caregiver, che in un certo senso soffrono la difficoltà di quella che è l'esigenza vostra, ecco, mettiamola in questo modo, e dobbiamo essere presenti istituzioni tutte per cercare di trovare delle soluzioni utili. Quando noi parliamo di distretto sociosanitario, dottoressa Gucciardino, e parliamo di intesa, ecco, questo è il rapporto che noi oggi abbiamo e stiamo cercando di mettere in campo con l'ASP, è proprio quell'integrazione sociosanitaria che rispetto a questo tema serve per venire incontro soprattutto ai familiari. Quindi va bene che oggi parliamo di truffe, ma stiamo oggi parlando soprattutto di integrazione sociosanitaria, che è poi quello che deve essere il nostro obiettivo. Forse mi sono dilungato troppo. Se siamo pronti con il video lo guardiamo. Ragazzi, attenti però, giusto? Attentissimi. Posso prima? Prego, aspetta, prego signora, prego. Nipotini ed è soltanto, vive soltanto. Chi non ha i nipotini? Sì. E che vive senza nipotini. Senza nipotini, ci saranno, signora, dei nipotini degli altri nonnini che ci aiuteranno, perché questi nipotini, lei deve sapere che sono buoni, gentili, amorosi, e quindi loro cercheranno di aiutare anche i nonnini che non hanno nipotini, capito? E quindi gli facciamo pure un applauso a questi nipotini, che dico? Benissimo. E allora lanciamo subito il video, così dopo il video diamo la parola alla polizia postale che ci aiuterà a comprendere meglio alcune truffe, soprattutto nel mondo del digitale. Per la nuova edizione della campagna Proteggi Casco, l'obiettivo che come assessorato alle politiche sociali desideriamo raggiungere è duplice. Da un lato ridurre le truffe agli anziani, dall'altro rafforzare il legame di fiducia tra le generazioni, rendendo i giovani coprotagonisti di quella che deve essere la missione di tutti: proteggere gli anziani agrigentini. Anche quest'anno torneremo a incontrare gli anziani, ma con accanto a noi i giovani studenti delle scuole medie di Agrigento. Con il supporto dell'ufficio scolastico provinciale è stata ideata una nuova iniziativa, un contest social creativo che vedrà protagonisti gli studenti di prima e seconda media. Li abbiamo chiamati i nostri nipoti digitali. I ragazzi avranno un'importante missione di conoscenza e prevenzione dedicata ai nonni. Con il loro linguaggio diretto, semplice e autentico, aiuteranno gli anziani a riconoscere truffe e raggiri. Per far conoscere la nuova iniziativa abbiamo programmato degli incontri nelle scuole. Parleremo con i ragazzi di prevenzione, di fiducia e di come proteggere i più fragili. Poi saranno loro, i giovani studenti, a ideare messaggi audio brevi e incisivi, pensati proprio per gli anziani. Tutti i messaggi creati dai nipoti digitali saranno pubblicati sull'app del comune, agrigento.comune.digital, e sui canali social della campagna. Una comunità che si prende cura dei suoi membri più fragili è una comunità più forte, più unita, più viva. E quando i giovani imparano a proteggere i più deboli, diventano cittadini migliori. Benissimo, adesso diamo la parola alla polizia postale, l'ispettore Capraro e l'ispettore Condello, li accogliamo con un bellissimo applauso. Tutti vi ringraziamo per essere presenti. Più vicino ancora. Ok. No, se no non adesso vi parleremo un po' delle truffe che riguardano il mondo del digitale, quelle che sono più difficili da sconfiggere e che sono più subdole. Cercheremo di darvi qualche consiglio su come difendervi, anche perché vedremo che rispetto alle truffe, diciamo, tradizionali,
hanno qualche difficoltà in più. Non è importante, dai, facciamo tanto uguale, allo stesso modo. Volevamo fare... Questo vanno bene, prendi magari così. Quindi diciamo nel mondo digitale c'è una difficoltà in più. Qual è? Diciamo nelle truffe tradizionali noi possiamo anche avere un contatto col truffatore, quindi trovarcelo davanti e poter capire anche se questo truffatore ci sta ingannando o meno, se si tratta di una persona realmente reale oppure di un mascalzone. Nelle truffe digitali c'è una difficoltà in più e questa difficoltà è rappresentata da un dispositivo. Può essere un computer, può essere un telefono, può essere un tablet. Adesso vi facciamo vedere un esempio per farvi rendere, proprio voglio lasciare un'immagine visiva di quello che avviene nel mondo digitale. Se Salvatore si mette dall'altra parte, noi per esempio in questo momento stiamo messaggiando, io e Salvatore ci scambiamo dei messaggi, quindi io so di messaggiare con Salvatore, ma se adesso questo dispositivo io lo do al signore, Salvatore è convinto ancora di messaggiare con me, ma in realtà il dispositivo non ce l'ho io, ce l'ha il signore, che potrebbe essere una persona malintenzionata. Quindi a che cosa dobbiamo fare attenzione? Dobbiamo fare attenzione proprio al telefono, a chi c'è dietro al telefono, perché noi non possiamo verificare la persona che lo sta utilizzando. Quando creano degli account social, quando ci mandano dei messaggi, non lo sappiamo chi c'è dietro. Quindi tutto quello che proviene dal nostro dispositivo lo dobbiamo guardare con diffidenza, non ci dobbiamo fidare. Poi adesso con Salvatore vi spiegheremo quali sono i modi per diciamo, cercare di difenderci, quindi dobbiamo ingegnarci, dobbiamo pensare, quando qualcosa viene da questo dobbiamo essere attenti. Adesso Salvatore vi mostrerà un po' di casi e poi analizzeremo insieme, magari con l'aiuto di qualche nipote, vedremo come analizzare. Buongiorno a tutti, io sono Capraro, da 17 anni lavoro alla Polizia Postale di Agrigento e fra gli altri reati che trattiamo, perché trattiamo i reati informatici, ci sono i reati che riguardano le truffe online, che sono particolari perché, come diceva l'ispettore, dietro non si sa chi c'è, però chi c'è è un professionista. Che cosa fa il professionista? Cerca di eluderci, di fregarci, facendo sì che tutto ciò che ci propone sembri reale, sembri vero. Allora, abbiamo due difficoltà. La prima difficoltà è che stiamo parlando di un mondo virtuale, cioè di un mondo che viene passato tramite un cellulare. E la seconda difficoltà è quella che chi ci passa le informazioni sul cellulare ci fa credere che sia vero. Quindi già è un qualcosa di astratto, perché comunque ci arriva qualcosa qui, ma non si sa da dove parte questa proposta, questa vendita, ok? Poi c'è da capire anche chi la sta svolgendo, chi ce la sta propinando, chi ci sta dicendo di fare un investimento, chi ci sta dicendo che è stato fatto un pagamento e che quindi dobbiamo sbrigarci perché altrimenti non riusciamo a recuperare dei soldi. Queste truffe hanno la particolarità di metterci ansia, di metterci fretta, oppure di darci la possibilità di fare un affare. Quindi laddove voi, navigando, vedete che il vostro nonnino, oppure voi stessi vedete che c'è qualcosa di allettante, di bello, di propositivo, un guadagno facile, dovete già allarmarvi, fare attenzione. Ok, questa è la prima regola, fare attenzione, leggere bene e dire: ma giusto a me? Questi mi vogliono dare tutti questi soldi? Ma giusto a me doveva capitare che le scarpe che costano 150 euro le posso comprare con 40 euro? Vediamo un po' se è vero, vediamo un po' che cosa ci può essere dietro, ok? Come diceva Campisi, anche quando
comprate a distanza e pagate il postino pagate e poi vi dà il pacco, non ve lo fa aprire, chiaro? Allora, tra le truffe più diffuse ci sono per esempio delle truffe che prendi l'SMS, un altro non c'era quello delle poste, vediamo un po'. Vabbè, va bene questo, no questo, l'altro, questo. Allora, per esempio arrivano dei messaggi sul nostro cellulare e ci dicono che non è questo, vedi quello di poste, non c'era quello di poste. Ok, allora ci può spiegare lei come ha fatto? Transazione effettuata con l'accesso, c'era. No, possiamo prendere il messaggio della mamma perché la signora è arrivata. E dove? No, è arrivato però. Sì, chi se ne mi... Ora lo trattiamo. Intanto, ok, adesso vediamo questo. Allora, qua ci dice che è stata effettuata una transazione e ci indica un numero di telefono di riferimento. Quindi in questo SMS ci dice di telefonare qua. Ma questo SMS chi ce l'ha mandato? Lì c'è scritto Nexi, che sarebbe una società reale che fa le transazioni, ma Nexi non ha questo numero qua. Ragioniamo un po' e lo capiamo. Nexi ha tutto un altro numero e lo troviamo facilmente a nostra disposizione su Google. Basta scrivere qual è il numero di Nexi e non è questo di certo. Quindi questo di qua perché ci deve allarmare? Perché ci invita a chiamare il numero che non è quello reale. Questo numero è il numero del truffatore, chiaro? Quando poi ad esempio c'è un altro messaggio che ci dice è stato disposto un pagamento, clicca qui per accedere al tuo conto postale ed è sempre in blu dove c'è scritto poste, il tuo conto, uno ci clicca dentro, vai ad aprire quello di poste e ci compare questo messaggio qua. Un ragazzino, vieni, così ti faccio fare questo esempio qua, vieni. Questa è una delle più diffuse perché in tanti hanno il conto alla posta. Cliccato sull'SMS che arriva dentro il messaggio di Poste Italiane si apre questa schermata. Secondo te questa schermata è vera o falsa? Falsa. Perché è falsa? Girati. Perché è falsa? Sì? Puntava un'altra scritta, giusto? Bravissimo. Un applauso, bravissimo. Come ci ha detto bene, questa schermata è falsa perché ci doveva spuntare un'altra scritta, non quella che c'è lassù, perché quella che c'è lassù indica Poste Italiane alla fine, mentre se noi prendiamo quella vera, Poste Italiane è posto all'inizio, dove c'è scritto poste.it. Non so se si vede bene da lì, però questo per farvi capire che il truffatore vi ha fatto un sito identico. Se tu sposti, l'unica cosa che cambia fra questo e quello di prima è il link lassù. Quel link che cos'è? È un indirizzo che ci fa arrivare al sito di Poste Italiane. Se lo sviluppatore, cioè il truffatore, ve lo vuole dare falso, quando metterete il vostro nome e la vostra password, cliccando accedi, in realtà state dando i vostri dati bancari al truffatore pensando di entrare sul sito delle poste. Ok, quindi questa è una delle truffe più pericolose. Bisogna sempre guardare lassù cosa c'è scritto, chiaro? Andiamo a vedere quello della signora adesso, non lo vede lei? Allora, questo è quello reale perché c'è scritto securelogin.poste.it. È scritto qua su. È scritto qua. Quando c'è poste.it prima di tutto il resto, il sito è vero. Quando Poste Italiane è messo alla fine, come in questo caso, è falso. E lo ha creato il truffatore per fregarvi nome utente e password, perché quando digiterete nome utente e password e cliccherete qui lo avete inviato al truffatore ed è il vostro codice bancario, quindi possono accedere. Devi dire qualcosa? Sì, volevo dire che in questo caso compare Poste Italiane, ci sono alcuni link dove non compare proprio, quindi lo vedete subito.
Se non c'è scritto Poste Italiane è sicuramente un link che è falso. Signora, vuole raccontare l'episodio del messaggio? No, le va? Sì, perché così magari, perché è un messaggio questo con cui sono state fatte diverse truffe. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Se riesci a mandarmi i soldi per l'operazione. Chiamiamola a parlare, facciamo signora, si mette l'applauso. Faccia girare, signora, si giri per favore. Il messaggio diceva che il telefono, una volta diceva che il telefono Il microfono vicino, signora, che non si sente. lo tengo io. Perfetto, lo tengo lei. Allora, una volta il messaggio diceva che si era rotto e quindi aveva un messaggio, un numero nuovo, di chiamarlo a quell'altro numero lì. Allora io, avendo ricevuto il messaggio sul cellulare, volevo verificare, ho preso il telefono fisso e cercavo di chiamare. Certo. Poi mi sono impappinato, a un certo punto non ho fatto niente, va bene, che adesso poi chiamerò più tardi. Per fortuna questo è andato a vuoto, perché io già c'ero cascata in pieno. Poi mia figlia mi ha chiamato per un puro caso, mi ha detto: ma come mi stai chiamando? Se qui mi spunta il tuo numero vecchio. Ma quale numero è? Che è il mio solito numero. Ma a me è arrivato un messaggio che mi diceva che tu avevi perduto il telefono e che ne avevi acquistato un altro e mi era arrivato un altro numero. Mia figlia naturalmente diceva: ma possibile che tu ti vedi tutte le frottole che ti raccontano? Non ero io, come vedi spunta sul tuo cellulare il mio vecchio numero. Non fare mai più un tentativo di questo genere. Ora mi è successo poi una seconda volta in cui c'è: mamma, non ho il telefono. Ormai lo sapeva. Oramai era successo pochi giorni prima, naturalmente l'ho ignorato totalmente. Però devo dire che la prima volta ci sono cascata, perché ci sono cascata. Perché era normale, perché quando mia figlia mi dice: non ho più lui, siccome non abita lì, abita lontano, noi siamo soli, io e mio marito, e diciamo che i nostri contatti, il nostro supporto in ogni momento della nostra giornata sono i figli, o più che altro le figlie che stanno fuori. Per me era indispensabile avere il contatto reale e quindi verificare immediatamente che quello fosse il numero nuovo reale di mio figlio. Per fortuna nell'emozione del momento ho combinato un pasticcio con l'altro telefono, con della linea fissa. Ma ha salvato sua figlia. Ho salvato sia la mia figlia che anche io mi cellulare, non so di Avete visto che come... ci sono cascata è normale. Avete visto com'è facile cascarci? Come diceva la dottoressa Roberto prima, quando toccano la nostra sensibilità non ragioniamo più, perché la signora giustamente ha pensato: io devo avere un contatto con mia figlia, se mia figlia non ha più il telefono come faccio? E quindi subito si è adoperata per cercare di mettersi in contatto con la figlia, anche se poi non c'è riuscita. Il caso in questo caso, scusate il gioco di parole, l'ha salvata. Come si può riconoscere un messaggio di questo tipo? Qui abbiamo un numero estero perché il prefisso italiano è più 39 e già è un primo segnale. Poi ci dice: il mio cellulare non funziona più, ho un nuovo numero, puoi mandarmi un messaggio su WhatsApp? Già questa qua è un messaggio che ci deve fare capire che c'è un alert, c'è qualcosa che non va, perché ci sta invitando ad un contatto. Ma scusa, chiamami. Se non ti funziona più, chiamami, oppure ti chiamo io, ma ti chiamo al vecchio numero, non bisogna mai chiamare qua. Perché non bisogna mai chiamare lì? E neanche mandare il messaggio, per due motivi. Il messaggio non si manda perché quando cliccherete qua vi si aprirà su WhatsApp un profilo con la foto di vostro figlio o di vostra figlia. Perché? Perché loro lo sanno, perché a monte hanno fatto un'attività
nella quale hanno saputo chi era il genitore e chi era il figlio, qual era il volto del figlio e come si chiamava. Quindi quando memorizzano questo numero lo memorizzano con il nome reale di vostro figlio e la foto di vostro figlio, tanto da indurvi a chattare con lui, ma in realtà è il truffatore che poi vi chiederà dei soldi. Quindi il primo suggerimento qual è? Quando ci sono dei numeri o dei link negli SMS non bisogna mai cliccarci, non bisogna mai chiamare, ignorare. Se in questo caso siete preoccupati, perché capita che ci si preoccupa per i figli, non guardate questo numero, prendete il vecchio numero e lo chiamate, verificate che non funziona, non credete a tutto, chiaro? Questa è la cosa principale. Quindi quando nei messaggi ci sono link che riconducono a numeri o link non bisogna mai cliccarci. Poi cosa può succedere? Ovviamente se non riuscite a rintracciare i figli potete chiamare noi. L'altra alternativa è questa, perché a volte i figli, come dicevo, lavorano. Chiamate noi, chiamate sul posto di lavoro per dire è lì in ufficio perché non riesco a rintracciarlo, chiamate qualche persona che sapete che può essere con il vostro familiare. Perché poi bisogna fare attenzione anche ad eventuali chiamate? Perché di recente è nata questa cosa che si chiama intelligenza artificiale, che si sta sviluppando e riesce a riprodurre la voce. Quindi per esempio certe volte vi arrivano delle chiamate mute e poi mettono giù, in quel momento stanno anche cercando di captare la vostra voce e memorizzarla, quindi possono riprodurre sia la voce che dei video. Vediamo quel video di là e vi faccio vedere una cosa. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Riesci a mandarmi i soldi per l'operazione? Allora, questo video qua, che può sembrare vero, in realtà è falso. Immaginate che vi arrivi davvero un video di vostro figlio all'ospedale che vi chiede dei soldi per l'operazione, messo lì così, dice mi hanno ricoverato, mi devo operare. È normale che vi agitate, è normale che non andate a guardare alcuni particolari, ma qua si vede perché uno è inespressivo, è robotico, il timbro di voce è sempre uguale. Li mettiamo. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Riesci a mandarmi i soldi per l'operazione? Vedete come batte gli occhi, sembra un robot. Poi abbiamo il pigiama che è pixelato, cioè si vede che il vestito, cioè il pigiamino non è perfetto, perché nel video che hanno riprodotto si è sfocata l'immagine. Un'altra cosa che è da notare sono i denti, mettilo e guardate come si attaccano questi denti. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Vedete come si Riesci a uniscono i mandarmi i soldi denti? per l'operazione? E sono finti ovviamente. Cosa volevi dire? Ma se ho fatto un incidente come così? L'incidente puoi avere avuto un trauma. Si è rotto il piede. Ma si è rotto il piede? Si è rotto il piede? Anche il link di iscriverci mio figlio. Come bello mio? Non lo so. Ah, perché non si legge, è tagliato. È lo schermo che l'ha tagliato, non è tipo. Quindi, Però non di lei, figlio. quindi questo è stato un esempio che ha riprodotto una È stato molto persona attento. e ci fa notare che anche lì è tagliato, ok? Questi però sono video che nel momento in cui voi siete agitati potete anche crederci, quindi bisogna sempre prestare attenzione, riflettere e verificare sempre chiamando la persona interessata. Devi dire qualcosa tu? Se il figlio a cosa? Se il figlio era a casa il truffatore aveva fatto un buco nell'acqua. Loro ci provano con tutti. Vabbè, vuoi dire qualcos'altro? Qualcuno di voi utilizza social network, Facebook, qualcuno di voi ce l'ha? Meno male. Ce l'ha, lo utilizzate Facebook? Perché che utilizza Facebook? Alzate la mano, la signora lo utilizza, c'è qualcun altro che utilizza Facebook? La signora, voi non lo utilizza. Vabbè, no, vi facciamo vedere un'ultima. Ah, non abbiamo. Guarda se ci sono le foto. Non c'è quella è nella slide. Purtroppo non funzionano le slide, quindi avevamo preparato tanti contenuti per voi ma non li possiamo vedere. Comunque vi mettiamo allerta anche su questo tipo di messaggio che è arrivato negli ultimi mesi. Questo è un messaggio che arriva su Messenger di Facebook, quindi dove ricevete messaggi, e
generalmente viene denominato notifica di verifica dell'account, o la spunta blu. La spunta blu generalmente sta a indicare che è un account verificato, ecco perché loro diciamo, hanno impresso questa spunta blu. Cosa fanno? Appena voi rispondete a questo messaggio vi chiedono un codice e con quel codice vi vanno a chiarare il profilo. Quindi ve lo rubano e vi rubano se avete le foto, se avete dei messaggi, vi rubano un po' tutto. Gli è arrivata anche la signora. Avete visto che poi alla fine parlando sono cose che avvengono diciamo, nella quotidianità, cioè succedono tutti i giorni. Come riconoscere diciamo, questi messaggi se sono veri o se sono falsi? È arrivata adesso, ecco, abbiamo il bello della diretta. Questo è un gioco che l'ha scaricato qualcuno. È arrivato direttamente, quindi c'è qualcosa che magari involontariamente. Ora lo guardiamo. Perché Ora lo guardiamo tecnicamente. Comunque generalmente se sono messaggi che provengono da Meta, quindi da Facebook, innanzitutto non spunterà. Facciamo una denuncia in diretta su visualizza il profilo. Quindi questo già vi fa capire che è un profilo, un account, non è Meta che vi sta segnalando un'anomalia sul vostro diciamo, account Facebook. E dopodiché se vi dà la possibilità di poterlo segnalare vuol dire che è un account fittizio, perché Meta non vi può mandare dei messaggi dicendovi segnalalo, quindi se lo potete segnalare e se potete visualizzare il profilo si tratta sicuramente di un profilo falso, quindi non date retta a questi messaggi. Quando vi dico notifica di verificare l'account non date seguito, non rispondete, semplicemente chiudete i messaggi e se sapete bloccare li bloccate. Vieni Giorgio, vieni. Piano. Come ti chiami? Come? Salvatore. Cosa Salvatore? Un applauso a Salvatore. Bravo. Come? Non l'abbiamo capito, più forte. Non l'abbiamo sentito, gira più forte. Se guardate si ci possono fare le chiamate. Bravo. Facebook. Il dettaglio qual è? Qual è un altro dettaglio? Questo è un account perché si può chiamare, si può videochiamare. Voi non potete fare videochiamate o chiamate normali con Facebook, non le potete fare. Quindi questo è un account che sta tentando di farvi qualcosa. Sicuramente non è Meta che vi scrive, non è Facebook. Quindi attenzione anche a questi messaggi. Questo diciamo, era uno dei tanti che avevamo preparato. Noi diciamo abbiamo terminato. Allora, c'è una domanda di una signora. Volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda le mail che arrivano, a me fa un po' che mi arrivano delle mail da parte dell'Arma dei Carabinieri. Sono tutte false, signora. Non mandiamo mail né alla polizia né ai carabinieri né alla Guardia di Finanza, le mail ai privati non le mandiamo. Come le agenzie centrate. Esatto. Sono delle mail. Sì, purtroppo le slide non funzionano, ce l'avevamo tutte queste cose qua, però è ovvio che non possiamo andarci a ricordare. Sì, Li deve assolutamente eliminare. Questo è proprio un caso tipico di una mail falsa che ti induce all'errore, quindi dobbiamo stare attenti proprio a queste piccole cose, perché ormai con questo utilizzo spropositato in un certo senso del digitale si rischia tanto, e questo brava la signora che ci ha ricordato questa tipologia, è una casistica che si presenta spesso. Io ringrazio i nostri amici angeli custodi, mi piace chiamarlo a noi, della Polizia Postale, e ci avviamo un po' alle conclusioni. Ora, prima di andare fuori, perché c'è uno spettacolo pronto in collaborazione con l'Istituto Montalcini, con Paolo che è l'operatore del centro per quanto riguarda la musicoterapia, e quindi come vedete questa integrazione scuola, centro è tutto quello che noi abbiamo oggi parlato. Però vi volevo raccontare, voglio chiedere se c'è Paola Savona alla sala qui vicino. Vieni Paola, perché una cosa che ci eravamo in un certo senso dimenticati, però sono andato stamattina a rivedere.
che questo progetto Io non ci casco parte in un certo senso da lontano. Paola penso che la conoscete tutti perché è un operatore del centro, quindi è qui che lavora ogni giorno con voi ed è anche, devo dire, per me un punto di riferimento insieme alla dottoressa Gucciardino per quel ragionamento che facevamo prima, cioè questa integrazione sociosanitaria. E mi ricordavo, Paola, che questo progetto Io non ci casco parte da lontano, perché abbiamo parlato 2 anni fa, proprio quando il Ministero degli Interni ha messo a disposizione le somme per fare il progetto, con Paola, che è abbastanza brava e in un certo senso da libera professionista, si occupa anche di progettazione, è partito proprio da lì in un certo senso il progetto Io non ci casco, che oggi si trasforma in nipoti digitali, però questa integrazione con questo centro parte da lontano, insomma. Un saluto ce lo fai, Paola? Assolutamente. Intanto sono contenta della bellissima giornata, del momento di integrazione sociale e sanitaria che insomma poi è il fine di quello che il Ministero, lo Stato ci indica per potenziare appunto quelle che sono poi le attività rivolte alla popolazione, specialmente alla popolazione più fragile. Quindi partito da questo percorso 3 anni fa, sì. Abbiamo appunto pensato poi così, una volta che il progetto poi è stato portato egregiamente avanti dal Comune di Agrigento, quando si dice il Comune non fa nulla, il Comune fa tante iniziative come democrazia partecipata, eccetera, sono nate appunto dalla collaborazione di supporto esterno, però portata avanti con impegno da parte del Comune e di tutti gli operatori. E riunire i 2 poli socio-sanitario è stato un merito grazie anche al nostro direttore e al nostro assessore per realizzare anche questa giornata come tante altre. Grazie. Grazie Paola, ci tenevo a dirlo perché proprio mi sono ricordato questa cosa ed è bello ricordarsi di quello che è successo nel passato per poi raggiungere oggi questo presente. Dottoressa Gucciardino, io direi che in un certo senso siamo andati bene, no? Abbiamo compreso quelle che sono un po' le difficoltà che il mondo esterno ci porta e in un certo senso i soggetti fragili rischiano di cadere in queste truffe. La polizia postale, la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e con il cappello supremo della prefettura che in un certo senso ci stanno accompagnando in tutte queste che sono le nostre iniziative, ci hanno raccontato quello che succede un po' non lontano da noi, quello che succede ad Agrigento, proprio quello che succede ogni giorno, quindi dobbiamo stare attenti. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, per il modo di come stiamo portando avanti il progetto, ma anche per la sensibilità che stiamo mettendo dentro oggi. Per me, guardate, è una giornata bellissima perché condividere con voi, con i caregiver, con le persone anziane che frequentano il centro e con i ragazzi che ci stanno dando una mano d'aiuto è una gioia immensa. Io sono veramente felice ed emozionato per quello che si sta portando avanti e come lo stiamo portando avanti. Faremo altri incontri, con la dottoressa Gucciardino ne parlavamo, vediamo di allargare la platea perché non è che sono solo gli anziani, anche io ci casco e non è che sono bravo, anzi forse voi siete più bravi di me. Adesso ci sposteremo fuori perché c'è questo spettacolo del gruppo folcloristico che ci allieterà a questa conclusione e poi rientreremo per un piccolo rinfresco che la dottoressa Gucciardino e la sua straordinaria equipe ci ha messo a disposizione. Grazie ancora e buon proseguimento.